Allora, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. Daniele Tronco, denuncia dei redditi, anno nuovo, vita Vita nuova, nuova. modalità, anche Sì, qui un po' diciamo che spaventoso. avremo una primavera abbastanza complicata dal punto di vista degli obblighi che i cittadini hanno verso la pubblica amministrazione. Su due capitoli molto importanti che riguardano praticamente tutti noi. Il primo riguarda la modifica che è stata introdotta in quell'indicatore della situazione economica che ognuno di noi deve compilare, deve inoltrare alle varie amministrazioni nel momento in cui gode di alcune prestazioni di natura sociale, cosiddetto ISEE. Da adesso è stato cambiato l'indicatore ed sono state introdotte alcune modifiche molto significative. Diciamo che in linea di massima questo indicatore dovrebbe essere più sensibile alla reale situazione economica che un cittadino, una famiglia Affronta. affronta. Quindi nel momento in cui iscrivo il figlio all'università, nel momento in cui chiedo una prestazione sociale, devo dimostrare la mia situazione economica e devo produrre questo. Piccolo particolare, che per produrre questo ISEE, mentre prima mi rivolgevo a un CAF, facevo la domanda, si inoltrava, la cosa finiva lì, adesso diciamo che noi stimiamo che un utente deve rivolgersi deve andare in un ufficio che è predisposto a fare questa pratica almeno 2 o 3 volte, Mamma perché mia, deve produrre la documentazione, deve che tempistica andare, terribile. produrre, poi il CAF deve mandare questa documentazione all'INPS che poi dovrà incrociarla con i redditi di questa persona e entro 5 giorni deve rispondere. Adesso io immagino cosa succederà in queste strutture di fronte a questa massa di dati che si troverà, diciamo, ad accalcare, ad ammassare, e poi devo ritornare perché devo, se in caso di situazione positiva, per dare il via, oppure per modificare eventuali complicazioni se fossero determinate, eccetera. E questa cosa intaserà i servizi fiscali. Tenete conto che il governo fa questa modifica, questa complicazione, ma ha precisato che non c'è un incremento di compensi per chi realizza questa roba. Come farete fronte a Quindi, questo? e quindi tutto l'onere di questa roba graverà sui servizi fiscali. Che quindi I andranno a gravare. patronati che nel frattempo, come sappiamo, hanno avuto un'altra serie di Dici. complicazioni. La più importante di queste è la modifica e la consegna della denuncia dei redditi. Adesso va chiarito subito che quando si dice, viene fatta molta propaganda, molta semplificazione, l'utente avrà a casa sua la dichiarazione dei redditi. Va precisato che non è a casa sua, sta la sua documentazione, sta in un cassetto elettronico fiscale Già cassetto al elettronico quale mi si può somma. accedere attraverso il computer, attraverso la rete, attraverso internet. Ovviamente cosa semplicissima per persone esperte di elettronica, di informatica, eccetera. Un po' più complicata a quei milioni di pensionati o persone che non hanno un'alfabetizzazione informatica o che non hanno a disposizione un punto di accesso, un computer banalmente. E cosa Cioè, dovranno perché fare? allora, adesso precisiamo, il vecchio precompilato, cioè il vecchio modello che io compilavo a casa mia, con la mia documentazione, me lo riempivo, lo portavo al CAF, il CAF lo consegnava
all'amministrazione finanziaria, per questa operazione riceveva qualche euro dall'amministrazione, io come cittadino non pagavo nulla. Il CAF questa operazione la faceva gratuitamente. Questa cosa qua non si può più fare. Se me lo faccio se me lo compilo io, devo accedere alla banca dati, registrarmi, scaricare un PIN, accedo alla banca dati del Ministero, compilo la mia dichiarazione dei redditi mettendo tutto dentro, perché dentro ragionevolmente, soprattutto nei primi anni, avrò diciamo, i redditi, quelli più strutturati, se sono un lavoratore dipendente, adesso facciamo l'esempio più banale, lavoratore dipendente. E poi me lo devo, diciamo, compilare, devo riempire, che so, con le detrazioni mediche, con il mutuo della casa, eccetera, lo compilo e lo inoltro. Ne ho la piena e totale responsabilità che questa operazione sia corretta. Prima, adesso va detto che prima, quando lo portavo al CAF questa operazione, normalmente, almeno al CAF della CGIL, un'occhiata la si dava, cioè nel senso che verificavano, insomma, almeno la correttezza formale, diciamo. Questa cosa qua non si fa più, non si può più fare, perché il CAF, nel momento in cui prende in consegna una pratica, ne diventa responsabile, quindi fa un visto, si chiama un visto di conformità, per cui diventa non solo responsabile degli errori materiali, un errore di trascrizione, ma anche di merito. Se io ho commesso un errore nel comunicare e il CAF non controlla che ha questo errore, risponde lui, cioè risponde il CAF. Ovviamente questo comporterà che ci sarà un allungamento dei tempi. Va precisata una cosa che è molto importante e tengo ad evidenziare in modo molto preciso. È abbastanza, cioè è necessario, insomma, importante, l'ho già detto, che chi intende avvalersi di un servizio fiscale vada fin da adesso ad avviare, diciamo, la pratica, anche se non fa già adesso la cosa, perché firma una delega al patronato, al CAF. Con questa delega il patronato poi può svolgere tutte le attività inerenti a quella pratica, perché altrimenti cosa succede? Che anche lì dovrei andare 2 volte dopo, perché devo andare comunque per firmare la delega e poi devo ritornare per firmare la pratica, mentre andando subito al CAF, il CAF prende in carico questa delega firmata dal cittadino, sia con una certa gradualità, perché i tempi sono molto dilatati dovendo fare una verifica, fa tutte le operazioni preliminari, poi se serve manda a chiamare il cittadino, altrimenti ha già la delega in mano e può procedere con l'invio del modello all'amministrazione finanziaria. Quindi il messaggio che noi vogliamo dare, soprattutto ai pensionati, alle persone anziane che erano abituate e sono sempre state abituate ad andare al CAF per farsi fare la dichiarazione dei redditi. Di andarci prima un'altra volta. Di andarci prima, subito, presto, il prima possibile. Per fare questa delega. Per avviare questa pratica, se no altrimenti ci sarà un intasamento colossale e poi file, proteste interminabili. Chiarissimo. Allora noi siamo arrivati al termine. Grazie Emilia Pestarello, grazie a Daniele Tronco di essere stati qui con noi, grazie a voi di averci seguito, affronteremo ancora questi temi. Se non avete chiari alcuni aspetti, ci sono le sedi CAF da un lato a cui dovete rivolgere per questa delega preliminare e naturalmente anche delle segreterie dello SPCGL che vi possono aiutare a dare un supporto, altrimenti come sempre scriveteci e noi vi daremo le indicazioni del caso. Grazie ancora, appuntamento come sempre domani.